chiedo allora a Giuseppe Morandini se effettivamente sta cambiando l'atteggiamento del sistema bancario nei confronti del comparto turistico e poi riprendendo un passaggio nel primo panel, mi ero appuntato che c'è un'individuazione un'analisi precisa per quanto riguarda le reti d'impresa e in particolare bisogna stare molto attenti anche al capo cordata di questa rete d'impresa. Allora le chiedo provocatoriamente, ma vengono scelti più i soggetti o i progetti rispetto alle reti d'impresa? Grazie, buonasera a tutti. Ma guardi, la prima risposta che mi viene da darle è che veramente queste per noi sono le grandi occasioni che ci servono per capire sempre meglio quali sono le esigenze degli operatori di determinati settori. Oggi parliamo di turismo. Noi abbiamo tanto bisogno di ascoltare, tantissimo bisogno di imparare, ma dobbiamo dimostrare poi la capacità di aver capito bene quello che ci viene detto e gli operatori di questo e di altri settori ci devono sentire al loro fianco e noi dobbiamo avere la capacità di tenere il loro passo, perché la sfida che il turismo ha, che gli operatori del turismo hanno, non è solamente una sfida della loro azienda, è una sfida che assieme ha come obiettivo la crescita di questa regione. Questo lo dico perché quando ci chiedono l'elenco dei settori che hanno maggiore possibilità di crescita, noi non dimentichiamo mai di inserire ai primi posti proprio il turismo. E allora vi vorrei suggerire un piccolo e veloce esame numerico della situazione. Oggi come oggi il turismo, pesato male, vale il 5% del PIL mondiale. Stiamo parlando, grosso modo, di 3.000 miliardi. Signor Ministro, abbiamo il 50% dei beni culturali concentrati in Italia, abbiamo il maggior numero al mondo di siti UNESCO, tanto per dirne due. Io credo sia ragionevole che di questi 300 miliardi l'obiettivo di portare in Italia il 10% sia un obiettivo quantomeno ragionevole. Stiamo parlando di 300 miliardi di possibile fatturato. E all'assessore Bolzonello chiedo di accettare una sfida della Regione. All'interno di questi 300 miliardi che l'Italia deve portare sul proprio territorio, il Friuli Venezia Giulia, che ruolo vuole giocare? L'1% di quel 10% a occhio vale la metà del bilancio regionale attuale. Sono dimensioni di crescita strategiche. Noi non dobbiamo mai perdere come riferimento i grandi numeri. Noi in tutti i settori, ma questo in particolare, dobbiamo ragionare alto, perché ragionare alto ci aiuta a tenere il cervello allenato, ci aiuta a non addormentarci sui risultati che abbiamo acquisito, ci aiuta a crescere ed accettare le sfide. Perché succeda questo? Io mi permetto di dire, vi chiedo scusa, ma due cose molto semplici. Di cosa abbiamo bisogno? La prima cosa, senz'altro abbiamo bisogno di un grande cambio di mentalità, nel turismo come in altri settori. Qual è la sfida che noi dobbiamo accogliere? È la sfida di saperci confrontare sugli standard di accoglienza internazionali che i clienti ormai chiedono in qualsiasi parte del mondo, al quale sono stati abituati con degli standard delle grandi catene di distribuzione, con le catene dei grandi sistemi alberghieri. Questa è la sfida che noi dobbiamo raccogliere. Ed è una sfida che purtroppo litiga con la dimensione media delle nostre aziende. E allora ecco qui l'importanza, fra le tante, del convegno che Edison Mariva e l'assessore Bolzonello hanno organizzato. Il fare le cose insieme. Ho dei numeri un po' diversi da quello che diceva prima il dottor Filì. Ci sono 85, a me risultano 33 filiere costituite da aziende operative nel settore turistico in Italia, con 85 aziende turistiche e un richiamo di altre aziende di altri settori di 273 imprese. Sono numeri importanti, sono numeri consolidati. Non ce n'è una friulana. Non ce n'è una friulana. Non c'è una rete di impresa friulana che operi nel turismo. E questo è sintomatico. È sintomatico purtroppo, e lo dico da piccolo imprenditore, di quanto noi come regione siamo indietro e come imprenditori siamo indietro nel fare le cose assieme. Però tutti assieme dobbiamo capire che o facciamo quel salto culturale lì, oppure non ce n'è per nessuno, perché purtroppo la competizione internazionale, per quanto lasci perdere
per qualche tempo le nicchie, purtroppo ci travolge. E questo è il primo grande segnale che noi dobbiamo tenere presente. Considerando che in Friuli Venezia Giulia siamo baciati dal Signore perché potremo fare delle reti di impresa, io dico sempre che sono la benedizione sul futuro, perché sono reti di impresa lunghe e larghe, nel senso che possiamo integrare verticalmente tutta l'offerta e allargarla orizzontalmente con tutti i prodotti dell'agroturismo, dell'accoglienza, dell'agroalimentare. Siamo baciati dal Signore, non ci manca niente, ci manca la volontà del singolo, e qui le do la risposta: il singolo è importante, perché ci vuole il manico, ci vuole il trattore, ci vuole la motrice, ci vuole chi si fa carico personalmente di portare avanti il progetto. Questa è la risorsa che noi dobbiamo andare a cercare. Seconda cosa semplice che ci serve, e qui siamo coinvolti tutti, chiedo scusa se mi permetto, come cittadini. Cioè, noi dobbiamo sviluppare, al di là di quello che fanno gli operatori del settore, una cultura dell'ospitalità e accoglienza che deve trovare riscontro quotidiano in ogni cittadino. Io non posso leggere delle indagini dove un italiano su 4 riconosce che i turisti sono accolti malamente. Un italiano su 2 vede il turista come un fastidio. Non possiamo rinunciare a 300 miliardi di fatturato che possono arrivare in Italia perché non abbiamo la capacità di accogliere le persone che vengono a far visita al nostro paese. Terza e ultima cosa, questa chiedo scusa, sarà l'età, ma è una mia fissa, è della promozione. Allora, io sono convinto che la promozione della destinazione Italia la deve fare lo Stato. Capisco le problematiche delle materie concorrenti, capisco tutto, però le strategie di sviluppo, gli indirizzi, i mercati devono essere indicati con chiarezza, forza e convinzione dallo Stato. E a questo proposito faccio una richiesta subito al Ministro. Ho aperto l'altro giorno la pagina del Consiglio dei Ministri dove vengono illustrati i ministeri e le deleghe. In tutta la videata non c'è la parola turismo. Capisco che non si possa mettere perché è materia concorrente. Io ci sono rimasto male da cittadino. Quindi, signor Ministro, se possibile, qualche segnale, perché veramente il turismo lo cogliamo come priorità del Paese, lo dobbiamo dare. Seconda cosa, sulla promozione, attenzione che il nostro Paese va promosso come un'eccellenza. Solamente se promuoviamo il Paese come eccellenza noi riusciamo a promuovere tutto il sistema. Mi sta molto incuriosendo, ma lo sto seguendo da vicino, il progetto lanciato da Alta Gamma, in rete con l'Enit, in rete col FAI, in rete col Touring, in rete forse con l'Alitalia di sicuro con le ferrovie, una rete poderosa che promuoverà 7 centri di eccellenza italiane, il più vicino a noi è Cortina. Benissimo che promuovano Cortina, come promuovono Positano, come possono promuovere Cernobbio e altri paesi, la Costa Smeralda e altri centri di prestigio dell'Italia. Siamo noi che dobbiamo essere capaci di riportare i risultati di quelle promozioni e farle ricadere sui nostri territori, perché il nostro territorio può offrire a traino delle opportunità che quelle località non possono dare. E attenzione, promuovere le diversità che abbiamo in regione. Promuoviamo sì, come dice sempre, io apprezzo molto l'assessore Bolzonello, una regione, all'interno di quella regione le diversità. Sciara Treviso, Sciara sullo Zoncolan è diverso, Grado è diverso da Lignano, Trieste è unica e infatti sta mantenendo tutti i visitatori internazionali. Grazie.